Alluvioni ed esondazioni. La risposta della Regione al problema dei disastri idrogeologici ha trovato unanime dissenso tra i sindaci del Medio Friuli. Nel piano di stralcio per l'assetto dei bacini idrografici di interesse regionale, PAIR, approvato dalla Giunta regionale a fine novembre e emanato il 17 dicembre, consentendo ai sindaci interessati di presentare eventuale documentazione solo entro il 16 febbraio, dove si è scoperto che tra gli interventi strutturali e non, previsti per la mitigazione della pericolosità geologica, nessuna località del Medio Friuli è stata inclusa. La Regione ha ritenuto invece di vincolare le nuove costruzioni per prevenire problemi futuri, considerando la zona ad alta pericolosità, per cui inutile qualsiasi altro provvedimento. Le amministrazioni comunali dell'ambito territoriale hanno indetto alcune riunioni tra i sindaci e tecnici per presentare unitamente le rimostranze a Trieste. I sindaci e i tecnici dei comuni del Medio Friuli, insieme con quelli delle zone limitrofe come Marano, Latisana, Revignano Teor, si sono riuniti mercoledì scorso e lunedì 26 gennaio per valutare insieme le azioni da intraprendere. Sebbene la situazione ispiri solo invettive e disapprovazione, dovranno adoperarsi per consegnare in tempo le loro rimostranze corredate da documentazione pertinente, atta a dimostrare che il disegno riportato dal documento regionale è obsoleto e inefficace. Di là dalle preoccupazioni destate dalla superficialità del provvedimento, è stato assolutamente gradevole vedere tutti i sindaci del Medio Friuli coesi, determinati e concordi nel voler lavorare insieme. Non essendoci tempo da perdere, i tecnici dei singoli comuni si adopereranno per gli elaborati di propria competenza, incaricando il capofila Codroipo di raccogliere e riassumere in un unico documento tutte le anomalie riscontrate. Da ora e sino al 16 febbraio, ultimo giorno utile, si ritroveranno ogni lunedì nella sala consigliare di Piazza Garibaldi per fare il punto della situazione. Abbiamo sentito l'assessore incaricato dal sindaco Fabio Marchetti, cioè l'architetto Andrea D'Antoni. Non è pensabile che, siccome la Regione non ha, c'è un piano di studio della messa in sicurezza dell'asse del Corno, che se non vado errato prevede un esborso di opere per 46 milioni di euro, tra cui bisogna realizzare le casse di espansione sotto Maiano, tutta una serie di opere complessive lungo questo asse. Non è pensabile che, siccome la Regione non ha fatto queste opere, per tutelarsi fa un piano garantista e ti dice non fai fare niente. Io gli rovescio la patata. Allora, finché voi non fate, ci lasciate libertà di mettere in sicurezza le nostre aree secondo quello che noi riteniamo più opportuno, secondo delle norme che concordiamo, e dopodiché, quando voi avete messo in sicurezza l'asse del Corno, a quel punto mi fate il PAI e mi date le norme. Nella redazione di questo piano qualcuno si è dimenticato che ha fatto anche un canale scolmatore sopra Codroipo, sopra Mereto. Dentro il PAI di questo non se ne parla, nessuno ne tiene presente. Si parla di tempi di ritorno di 200 anni, che in realtà che storicamente facciamo anche difficoltà a dimostrare, quando ormai parliamo di tempi di ritorno di 100 anni e in presenza di opere come questo di canale forse anche di 50, la Regione nella sua lungimiranza, tra virgolette, passami il termine, continua ad avere tempi di ritorno di 200 anni. Cioè il problema delle cantine è un problema realmente minore. Il vero problema è che questo è un piano che è sovraordinato, che condiziona lo sviluppo urbanistico e economico di conseguenza di un'area piuttosto importante del Venezia Giulia, e non è stato condiviso. La Regione, la precedente amministrazione stava portando avanti questo progetto, la nuova amministrazione regionale di fatto l'ha bloccato, ha preferito puntare l'indice sullo sviluppo di questi piani, sui piani paesaggistici. Capisco che il problema idrogeologico è un problema cogente, un problema reale, è un problema dovuto a parte chiaramente a un cambiamento naturale di quello che è un comportamento delle acque, sia di profondità che di superficie. Dall'altra parte chiaramente c'è una storicità di azione dell'uomo. Non è pensabile che si possa fare un piano nel giro di poco tempo e si risolvono i problemi. Questo è uno strumento importante, ma che va assolutamente, per fare le cose bene, in modo definitivo, studiato, discusso, trattato nel particolare, perché tutte le amministrazioni penso siano disponibili, in modo corretto e nei tempi corretti.
E quindi sì, perseverare a fare opere pubbliche o private nel modo non corretto è sbagliato, ma dire che non si può fare niente penso sia ancora più sbagliato, perché non dobbiamo dimenticarci che ci viviamo in un territorio e che non possiamo limitare lo sviluppo del territorio, dobbiamo tutelare il territorio, ma non possiamo per forza di cose limitarne lo sviluppo, dobbiamo farlo nel modo più corretto. Non con un piano garantista che intanto fermiamoci un po' più niente, perché continuerà a piovere, continueremo a avere la gestione di queste acque di superficie che anche l'incisione dell'uomo incide, ma incide dalla montagna. Una volta i boschi erano una risorsa economica, i boschi erano puliti, la gente di montagna andava nei boschi, faceva legna, portava via i rami secchi, puliva il bosco. Oggi se voi chiunque ha la possibilità di andare a visitare un bosco si accorge che il bosco è così ben tenuto e si è formata nel bosco, sotto gli alberi, uno strato piuttosto importante di residui vegetali che si sta praticando, che impedisce all'acqua di permeare nel territorio, che come prima conseguenza l'acqua che scorre in superficie in modo copioso è in velocità, quest'acqua va dentro i torrenti in modo piuttosto veloce, gonfiano questi torrenti che poi vanno nei fiumi con onde di piena. Il problema è dall'alto in basso, e poi ci sono una gestione anche delle problematiche delle acque di superficie locali come di acque di profondità, come le acque del tagliamento per quanto riguarda noi. Il tagliamento ha un letto del fiume che è 7 metri sopra la piazza di Codorpo. Questo non vuol dire che se esonda l'acqua arriva a Codorpo, ma vuol dire senz'altro che quando è in piena, essendo un terreno ghiaioso, le acque permeano nel sottofondo del terreno fino alle nostre risorgive, creando delle problematiche. Dobbiamo imparare a gestire questo. E poi in coordinamento con un piano stralcio, con un piano che tuteli, organizzi la gestione di queste acque. Ma penso che la cosa vada fatta non in freddure, ma vada coordinata tecnicamente, amministrativamente nel modo corretto.